Amici dell'Edicolo di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta da Belvedere Marittimo di provincia di Cosenza. È tutto pronto, siamo a gara 2, finale, playoff. Sentite il tifo delle persone venute qui al palazzetto di Belvedere. La pallavolo Jolly 5 Frondi, dopo aver vinto gara 1 per 3-2, dovrà confermarsi per poter essere promossa in Serie B nazionale. Invece Belvedere deve vincere questa gara per poi poter andare in gara 3 che si giocherà sabato al Palabonini. Qui con me al commento, come sempre, Renato Gallo. Buonasera a tutti, Annalisa Gallo alla regia per lo slow motion. Squadre che hanno terminato adesso i saluti. Sulla vostra destra Bel Volley Belvedere, alla vostra sinistra la pallavolo Jolly 5 Frondi. Il primo arbitro Scalzo Luca che sta prendendo adesso posto e il secondo arbitro Richichi Antonio. Ora mi sentite? Grandinate del palazzetto che si sono riempite adesso, proprio all'inizio. Fino a 5 minuti fa non c'era nessuno, anche tifosi della Jolly venuti fino a qui per sostenere la propria squadra in questo turno infrasettimanale. Anselmo Barreca il centrale per la Jolly, poi abbiamo Fabio Remo in campo, Claudio Cimino il capitano all'opposto, Marco Bugliatti l'alzatore, Peppe Orlando il centrale della Jolly, puntorieri il libero, l'allenatore Tomasello, mister Tomasello, poi Corsetti, Per il Belvedere, alzatore Cesario che è alla battuta, libero Cairo, poi abbiamo Iorio, Fasano, Alberto Bengardino, out Esposito, il servizio di Cesario. Intanto primo punto per la Jolly. con tutte queste righe a terra è difficile vedere il campo, Gabriele. Vero. Jolly al servizio, quindi dopo il primo punto conquistato con l'errore al servizio avversario. Anselmo Barreca, Idem out. dall'altra parte, lunghissima quella di Anselmo. Uno pari. Applausi del pubblico di Belvedere. Servizio Lorenzo Bel Iorio, Volley. il libero schiacciatore su puntorieri, primo tempo di Peppe Orlando, ma c'è in fondo buona guardia di Cairo. Anche dalla parte opposta risponde Cimino, Corsetti, palla spinta lunga, si tuffa Iorio, Bengardino, out. Out. Ha cercato una diagonale Bengardino, non l'ha trovata. Sì, con tutte queste righe a terra è difficile. Pallone che passa a fianco Zio Aldo ha del, già abbassato. del muro. Adesso arriva anche il sole in faccia a Claudio Cimino. Inquadrato il capitano della Jolly. Adesso al servizio Su jump Cairo. shot per lui. Attenzione al primo tempo, Murato. Muro di Peppe Orlando. E beh, finalmente si è visto un muro della Jolly su un primo tempo avversario. Bravo Peppe Orlando a scegliere il tempo e mura l'avversario. Il centrale. Libero di difesa per la Jolly, Alessandro Santacroce. Claudio Cimino ancora al servizio. Pallone ricevuto da Belvedere, giocato da posto 2. Bene. Da Esposito. Esposito.
2-3, si riporta a -1. Belvedere adesso al Fasano, servizio, Carmine. sì, con Fasano, il centrale del Belvedere al servizio. Quindi le formazioni sono rimaste quelle del Palabonini. Corsetti, All'indietro Pugliatti per Cimino. mani out. Mani out. Bravo Claudio Cimino qui a cercare le mani del muro avversario. Si riporta avanti di 2 la Jolly. Solo in faccia anche per Alessio Corsetti, che batte subito. Pallone ricevuto, gestito da bel volley con un po' di difficoltà. Poi Cimino a schiacciare Iorio, a rimandare di là. No. Cimino in bagger per Remo che schiaccia bene e poi non ci arriva il giocatore del Belvedere su questo pallone. Iorio, no, il numero 5 Alberto Bengardino. 2-5 quindi il punteggio. Ancora Corsetti, Su Iorio, alzata verso Forte. posto 2 con ancora Esposito. Un grande attacco di Esposito, molto forte. 3-5. Proprio Esposito al servizio per Belvedere. su Remo, Attacco centrale vincente di Peppe Orlando, l'Orlando furioso della Jolly. 3-5, presenti anche i suoi genitori negli spalti. non mi torna il 3. Ecco inquadrato Peppe Orlando, autore dell'ultimo punto, il centrale della Jolly, adesso al servizio. Pallone ricevuto da Attenzione. Belvedere, attacca Pugliatti verso Cimino. Tocca Cairo, palla probabilmente destinata out. Out, sì. E Cairo tocca all'ultimo secondo con la spalla, se non mi sbaglio. No, con le mani, con il braccio. Il bugger spostato a sinistra. 3-7 il punteggio. Ancora Peppe Orlando al servizio. Pallone ricevuto ed è free ball per la Jolly. Pugliatti verso Remo. Remo che Palla. schiaccia bene. Sfrutta immediatamente le mani di Bengardino che era lontano dalla rete. E la palla si insacca. 3-8 il punteggio. Coach Brancato che chiama time out. Belvedere sotto di 5 punti. Utile questo time out di Brancato. Vedremo cosa dirà ai suoi per dargli la scossa. Squadre che rientrano in campo al palazzetto dello sport di Belvedere. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Su Bengardino, primo tempo del fratello Bengardino, ci pensa di prima intenzione. Muro Jolly, copertura di Iorio. Attacca Bengardino. Remo, Per mani, Remo. quasi mani Bravo out, Corsetti. ma non era out. Bravo Corsetti, la schiacciata di Pugliatti e poi c'è il libero. Era out questa per palla. andare di là. L'alzata di Corsetti e Remo a schiacciare una palla non forzata che mette in difficoltà il libero. Cairo non riesce a tenere in gioco il pallone. Beh, Iorio ricorda di essere un libero e quindi si tuffa insieme al proprio libero. Sì.
la palla finisce out. Iorio, classe 2001. Appestato Pesta Peppe Orlando. 4-9. Un difetto dei centrali della Jolly è proprio quello di pestare la linea al servizio. Bengardino Alberto intanto alla battuta. Corsetti. Primo tempo Barreca. di Anselmo Barreca. Bravo, bravo, si è trovato bene con Pugliatti in questa azione Barreca. Ottimo il suo punto, non ne vediamo spesso. 4-10. Pugliatti al servizio. Corta. Stava per Curato, sì. Cairo per il numero 16 Iorio. Pallone che si è fermato sul nastro. 4-11. ha tentato un tiro di fino Iorio, ma è stato tradito. Sì, Iorio che nella partita di sabato è stato uno dei migliori realizzatori del Belvedere. Attenzione, questo è forte, ma c'è buona guardia Di di Pugliatti. Primo tempo Campo intanto, centrale, di nuovo ancora. Pugliatti. Santa Croce ad alzare per Cimino, tocco del muro, si tuffa Cairo ed è una free ball. Cimino Non si... a spingere. Iorio ad attaccare, tocca il muro della Jolly, c'è la copertura di Oh! Pugliatti, un pallone lungo Palla per spinta. Remo, sì. Poi ancora Iorio per il Belvedere, lungo scambio tra le due squadre, Cimino ancora per Si la sacca. Jolly. Da questa palla 12° punto per il 5 Frondi. 4-12 il punteggio, bloccato lì il Belvedere. sì, partito contratto il Belvedere. Pugliatti, servizio teso, pallone Out. rimandato di là, ma va out nell'altro campo. 4-13. Non se l'aspettavano la ricezione del Belvedere. Di nuovo ci riprova, ma la palla è sotto il nastro e finisce il ciclo di Quinto Marco Pugliatti. Quinto punto quindi per Belvedere, si sblocca squadra cosentina. E si prepara con Bengardino a servire. Carmine Bengardino. Pallone in campo. sulla linea, lascia sfilare Remo. Pallone che finisce sulla linea. Quale linea? Quella Io dei c'ho- 9 metri. Io ho i pali qua della ringhiera, oltre a tutte le 6-13. righe in campo. 6-13. Su Remo, e Remo si prepara, tocco del muro. E Iorio, che non era ben posizionato, mani non invadenti, e permette a Remo di prendere il suo braccio sinistro. E Fabio Remo al servizio in salto, viene Cairo, attenzione al primo tempo, ma c'è copertura di Pugliatti, non può fare nulla Corsetti, ci riprova Iorio, era destinata out, ma Fasano ha messo le mani e non passa questa schiacciata di Iorio. È in difficoltà il Cosenza, soprattutto Il il Belvedere Belvedere, soprattutto nelle costruzioni. Remo intanto sbaglia il servizio, spin sulla rete. 7-15. Servizio di Cesareo su Puntorieri. Pugliatti all'indietro per Cimino. anche Cimino sfrutta le mani nell'esterno del muro del Belvedere.
Sì, molto cercato il muro avversario dai giocatori della Jolly. Altro punto ottenuto con un mani fuori. 7-16, Anselmo Barreca per la Jolly. Pallone corto sul libero, non ci arriva, poi Esposito sul pallone. 7-17, in difficoltà in ricezione il libero Cairo. Anselmo Barreca. È lunga, Out. come prima. Meno spinaci. Tentato la palla lunga, avendo questa battuta a campanile, a parabola più che a campanile. Intanto si prepara Iorio al servizio per Belvedere. Secondo arbitro che sta segnando qualcosa nel referto. Correzione di qualcosa, può darsi. Tutto pronto, il gioco può riprendere. Iorio su Corsetti, tocca la trave. Sapevamo che qui le travi sono basse, la palla si stampa. Sì, è come a Cetraro questo palazzetto. 9-17. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. Iorio sempre su Corsetti, che stavolta riceve meglio. Buono l'attacco di Peppe Orlando in primo tempo. Attacco anche del Belvedere, tenuto bene da Remo. Schiaccia Cimino. Duro, questa volta Bengardino. Sì. Alberto, Mura, Claudio Cimino. Bravo Alberto Bengardino qui, con un muro compatto per ottenere il 10° punto del Belvedere. Ancora Iorio, stavolta su Remo. Tacco centrale di Peppe Orlando, bravo Bengardino qui. E poi Bengardino a schiacciare, pallone accompagnata. Sì, di Iorio, che va con due mani e non in bugger su quel pallone dopo l'azione della Jolly. 10-18. Cimino, ace per Claudio Cimino, aiutato dal nastro. Era aiutato dal lato B della rete, o il lato B nessuno. di Claudio, non lo so. Non ci poteva arrivare nessuno su questo pallone. Sotto di 9 punti Belvedere al primo set. Non è scesa in campo la squadra di coach Brancato, che adesso ha chiamato il secondo time out. Salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo. Anche quelle che non ci stanno seguendo. Che ci vedranno magari poi nella replica su YouTube. E la lasciamo la replica. Certo. Squadre di nuovo in campo. Il capitano Claudio Cimino al servizio. Terna ricettiva Bengardino, Cairo, Iorio. Non è teso. Cairo rimanda dall'altra parte, però in qualche modo il Belvedere. Cimino presa questa palla, non lo so come, col piede, con la mano, non lo so. Corsetti che si infila in mezzo al muro, si tuffa a Iorio ma non riesce a raggiungere la palla. Belvedere abbastanza in difficoltà. Anche il muro bucato da Corsetti. Avanti di 10 punti la formazione ospite. Claudio Cimino al servizio. Gemplot, lungolinea,
primo tempo, palla spinta, era troppo dietro il centrale, è out. 11° punto quindi per Belvedere, si sblocca nuovamente. Era out. Ed è Fasano al servizio. Out anche la sua. 11-21 quindi 11-21. torna a più 10 a Jolly. Corsetti al servizio, chiama formazione Cimino. Sì, proprio Corsetti al servizio. Un attimo di dubbio tra i tifosi, tra i giocatori della Jolly. Servizio Bengardino. di Corsetti corto, sì. Bengardino, Bengardino, bravo. coppia Bengardino, uno riceve l'altro attacca. E ora c'è Esposito al servizio. Vediamo se salto Gemplot su Remo. Primo tempo. Morato? No. Nastro per Peppe Orlando, forte il suo attacco, però Sì, bastavano 5 centimetri più in su. sì, 13-21. Queste palle ai centrali sono un po' bassine. Servizio Belvedere. Si ferma anche questa come quella di Claudio Cimino. Ci stava per arrivare Pugliatti. Per poco non ha preso quel pallone. 14-21. Servizio su Remo, Pugliatti all'indietro per Cimino, schiaccia fortissimo il capitano della Jolly, ottenendo così il 22° punto. Esposito in bagar non è riuscito a tenere in gioco il pallone. Cambio nella Jolly, al servizio esce Peppe Orlando, entra Giacomo Varamo. Eccolo inquadrato. Giacomino Varamo al servizio su Cairo. Primo tempo sbucciato di Bengardino, alza Corsetti per Remo, che tocco del muro, ma c'è sempre il solito Iorio che fa buona guardia, e intanto Esposito stampa la palla a terra. E Varamo è stato costretto ad osservare il pallone che cade al suo fianco. 15-22 è uscito di nuovo Varamo ed è rientrato Peppe Orlando, che poi ha lasciato il posto al libero. Puntorieri Alberto Bengardino al servizio su Corsetti, attacco Peppe, centrale di Barreca. Anselmo Barreca, non Peppe. Cimino, Remo sulle mani di Iorio. Sì, diagonale di Remo, ottima. Iorio che ha alzato il braccio ma non è riuscito a costruire per la squadra. Pugliatti su Cairo, primo tempo. Autocopertura di Remo, poi Cimino per la Jolly, Una mano di Bengardino, poi Anselmo Barreca beffa Bengardino Carmine e porta al primo set point di questa partita. ecco, sta sbagliando molte ricezioni Belvedere. Pugliatti al servizio per la Jolly E si ferma di nuovo sul nastro. 16 per bel volley Belvedere, 24 per la Jolly. Primo set point annullato. Carmine Bengardino al servizio per il Belvedere. Out. Corsetti lascia sfilare. 16-25, si chiude il primo set
a Palasport Comunale di Belvedere. Jolly 1, Belvedere 0, dopo il 3-2 dell'andata della Jolly al Palabonini in gara 1. Adesso il risultato sull'1-0, questa gara 2 finale dei playoff 16-25. Ci risentiamo tra pochissimo. Fischia adesso il secondo arbitro Richichi. Squadre che tornano in questo momento in campo. Solito 6 da una parte e dall'altra. Quindi Cesario, Iorio, Esposito, Bengardino, Alberto e Bengardino Carmine, Fasano e libero Cairo per Belvedere. Per la Jolly Cimino, Barrecca, Corsetti, Puntorieri, Uiatti, Remo che parte al servizio, l'altro centrale Peppe Orlando in panchina insieme allo Scugnizzo di Siderno. Chi è lo Scugnizzo di Siderno? Santa Croce. Spin per Remo, riceve Cairo. Attacco da posto 2 di Esposito. Bengardino alla parte opposta non ce la fa a mandarla all'altra parte. Gli è mancata la forza nelle braccia. Bengardino non è riuscito a mandare il pallone nell'altro campo con un palleggio. 1-0 quindi per la Jolly. Ancora Remo al servizio, sempre spin per lui. Cairo riceve pallone che torna nel campo della Jolly, ma è invasione di Anselmo Barreca. Di Anselmo, sei sicuro, no? Della squadra avversaria. C'è un'invasione aerea del Belvedere. Io pensavo fosse di Anselmo. Ho visto le mani di Anselmo andare completamente all'altra parte. 2-0 per la Jolly. Remo ancora spin Bello. sempre su Cairo e il pallone che torna nel campo di là. La gioca a Puntorieri. Cimino, palla spinta, ma c'è Iorio in fondo. Spostate che non vediamo nulla, grazie. Esposito ha schiacciato e c'era il muro della Jolly. Ancora il muro della Jolly con Barreca. Sempre Esposito. Buona la copertura di Puntorieri. In bagger poi Pugliatti e ha schiacciato Cimino. Cairo. Cesario sempre verso Esposito. Costruzione Jolly. Corsetti. Out. No, c'è tocco del muro. È in. È in. Le dette tutte. 3-0 per la Jolly. Siamo ostacolati dalla barriera della tribuna.
quindi non riuscivo bene a vedere. Servizio di Remo, stavolta non spin. Pugliatti verso Remo in pipe, pallone che finisce out. 1-3. Quindi primo punto per Belvedere. Servizio Pugliatti, Barreca che schiaccia sul nastro. 2-3, si riporta a -1 il Belvedere. Al servizio con Esposito. Su puntorieri, Pugliatti all'indietro per Cavetano Cimino, la copertura di Pugliatti. Remo ad alzare, bella l'alzata all'indietro, buona l'attacco. La schiacciata di Corsetti. Guarda che alzata all'indietro di Remo. E salutiamo la famiglia di Corsetti, il bimbo di Corsetti, di Alessio, che da Roma ci sta seguendo. Fai tifo per papà, ciao. 2-4 il punteggio. Barreca al servizio. Non ci mette forza. Prima nello scorso set ce n'ha messa tanta mandando un servizio out, adesso ce ne mette poca di forza. Terzo punto Belvedere. Servizio su Remo, all'indietro Pugliatti per Cimino, monster block del Belvedere e pareggia. Bel volley, 4 pari. Riceve Remo, Corsetti si coordina, vola in cielo e schiaccia in posto 5. Sì, c'era Bengardino lì posizionato, non è riuscito a contrastare l'attacco di Corsetti. Claudio Cimino, non la spin per lui. Cesario, doppia per lui. 4-6 il pallone ricevuto da Belvedere, era un po' basso, infatti Cesario ha avuto difficoltà nell'alzata. Cimino, pallone teso, troppo teso, out il suo servizio. Lascia aspirare Iorio. Carmine Bengardino per il Belvedere sul 5-6. Su puntorieri Pugliatti costretto al bagger. Corsetti non passa questa volta la palla. Vabbè, Corsetti ha schiacciato come poteva. 6 pari, quindi pareggia nuovamente il Belvedere. Su questa battuta di Bengardino non riusciamo a costruire perché riceviamo male. Ecco, parte questa volta con il primo tempo. Costruzione nuova della Jolly Pipe. Ed è un pipe, si inginocchia Carmine Bengardino, ma la palla questa volta è in campo. È bravo Fabio Remo. 6-7 il punteggio, passa di nuovo in vantaggio la Jolly. Al servizio Corsetti. Attenzione, Iorio. Bravo, bravo qua Iorio. Stampa una diagonale stretta. 7 pari. Fischia l'arbitro, pallone accompagnato di puntorieri. Il suo tocco in palleggio.
troppo morbido, troppo moscio. 8-7. Corsetti a ricevere per la Jolly, primo ed è in campo vincente di Peppe Orlando. La Jolly che continua a fare punto sulla risposta del servizio con delle costruzioni veloci. Bravo Pugliatti a smistare il pallone. Sta servendo a 360 gradi. Sì. 8 pari. Manca solo il libero. Peppe Orlando. Indeciso Cairo su questa palla, sembrava lunga. Free ball quindi per la Jolly. Remo a schiacciare e Remo ad ottenere il nono punto della Jolly con un money out. Pallone attaccato alla rete e Remo ne approfitta per usare le mani del muro. Ancora Peppe Orlando al servizio. Su Bengardino Iorio alza il muro della Jolly. Ancora il muro della Jolly a contrastare questo duello aereo. Sempre muro della Jolly. Vincente con Barreto e 3 Pugliatti. muri consecutivi a opporsi alle schiacciate di Esposito. Barreca e Pugliatti al muro. 8-10. Tutto il Belvedere schiacciato in posto 4 e 5. Peppe Orlando ancora al servizio. Cairo Riceve sull'arbitro. male. Cairo. Ace per Peppe Orlando. Si fanno sentire i tifosi della Jolly. 8-11 al Palasport di Belvedere. Sempre Peppe Orlando al servizio. In campo, Ace. lascia sfilare. Ace. Pallone molto teso quello di Peppe Orlando. Lascia sfilare Cairo. Si guardano tra di loro i giocatori del No. Belvedere. Era E chiama- Bengardino Alberto che lascia sfilare. E chiama time out coach Brancato. Sta cercando l'identità della sua squadra coach Brancato. Ecco inquadrato il Belvedere. - 8-12. Le squadre che possono rientrare in campo dopo questo time out. Termino. Peppe Orlando ancora al servizio, il centrale della Jolly. Sempre sul libero. Cairo. Sì. Iorio, tocco del muro, si distende Claudio Cimino, Corsetti in pipe. Cesario manda fuori tempo Cairo. Anche Corsetti in pipe. Non c'è stata la ricezione del Belvedere. 8-13. Scatenati i tifosi della Jolly. Peppe Orlando al servizio. Sempre tesa. Costruzione con Iorio. Iorio che riceve e schiaccia. Bravo, bravo qua il ragazzo classe 2001. Schiacciato davvero bene Iorio. E adesso si fa sentire. Si fanno sentire i tifosi del Belvedere. 9-13.
riceve per la Jolly Remo, Pugliatti a rimandare il pallone di là, buona la difesa del Belvedere, schiaccia Cimino ma schiaccia male sulla rete. 10-13. Si scusa Claudio Cimino con i suoi compagni. Iorio al servizio. Sul Remo. E Remo A schiacciare forte. Pugliatti ci riprova. sempre verso Remo. Tenta una palla piazzata ed è sull'arbitro. Tocca l'asta. Ci prova Esposito. Asta e Jolly che si riporta a più 4. 10-14. Jolly in più 1. Pugliatti al servizio. Iorio, attenzione al primo tempo. Maurato da il Barreca. Bengardino ed è in campo. Scavalca il muro. Sì, Bengardino. C'è stata la buona costruzione del Belvedere. Sì, Proprio per questo c'è stato un buon attacco. Fasano al servizio. Tesa sul Remo. Claudio Cimino, tocco del muro. Quindicesimo punto della Jolly con il suo capitano Claudio Cimino. Ha deviato il pallone, il muro avversario. Fabio Remo, la spin per lui. Iorio che si forzata. tuffa, attenzione. Pugliatti in bagger pieno prende questo pallone. Murato Claudio Cimino, bravo Santa Croce a tenere il pallone in gioco. La schiacciata di Bengardino che viene murata dalla Jolly. Monster block Di Claudio Cimino. 11-16. Fabio Remo ancora, sempre spin per lui, stavolta alla forza. Ed è out. Tentato una diagonale. Esatto. Una diagonale troppo larga. Ed è il 12° punto per Belvedere. Belvedere adesso al servizio, ci arriva Puntorieri e poi il muro vincente composto da Cesario e Bengardino a bloccare questa situazione un po' difficile della Jolly. 13-16. Servizio su Puntorieri, costruzione della Jolly, attacca Cimino, è out pallone di nuovo. out. 14-16, 3 punti consecutivi del Belvedere. Calma e usiamo la testa. E si fanno risentire i tifosi del Belvedere. Un po' di difficoltà nella ricezione della Jolly. Tocco del muro, ma c'è Iorio che si inarca. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. All'indietro per ancora Cimino che viene murato ancora una volta. Claudio Cimino. 15-16, si riporta a -1 Belvedere. Di là non si passa. Bengardino fa buona guardia e time out Jolly. Sì, fa bene Tomasello a chiamare questo time out. 5 punti consecutivi, se non mi sbaglio, Renato, del Belvedere, con un muro ben composto da posto 4. Da 11-16 a 15-16. 4 punti consecutivi. Da 11-16, scusami, a 15-16. Ok, l'avevo detto? Sì. Sono 4 punti consecutivi della formazione di casa. Squadre che adesso possono rientrare in campo. Vediamo se li ha strillati come sempre Tomasello.
Servizio di Esposito. Corsetti, primo tempo di Out. peccato. Out di poco il primo tempo di Barreca, che ha colpito anche il nastro della rete. Pallone che rimbalza sulla rete e finisce out. 16 pari. Ancora Esposito al servizio, che sta dando problemi alla ricezione della Jolly. Stavolta riceve bene Puntorieri. Cimino a schiacciare, c'è la copertura di Esposito. Pallone rimandato di là, si lamentano i tifosi del Belvedere. Pallone che cade nel campo del Belvedere e tocca il muro del muro. Jolly. Passa in vantaggio il Belvedere, 16-17, 6 punti consecutivi. Sì, buio Jolly, questo secondo set. Come complicarsi la vita. Ancora servizio di Esposito, sempre su Puntorieri, preso di mira. Corsetti a schiacciare, c'è il buon muro dell'alzatore Cesario. È out questa volta. Out. Chi l'ha toccato? No, invasione del muro. Invasione del muro secondo l'arbitro. Out. Decisione out dell'arbitro. Non sapeva cosa chiamare l'arbitro. Sì, non sapeva. Il secondo non sapeva che cosa hai visto, poi io non ho visto nulla, allora io neanche, perché pensavo l'avessi visto tu. Passa in vantaggio, vai a vedere, 18-17. Cambio al servizio. Punteggio. Non è il 19-17, infatti mi sembrava strano. Passa in sì, 19-17. Punteggio. Cambio per la Jolly al servizio, è uscito Barreca ed è entrato Varamo. Varamo pallone teso, non ricevuto al meglio da Bengardino. Copre Remo, Buiatti ad alzare verso Corsetti. Ottima la copertura del Belvedere. Buiatti all'indietro per Cimino. Ed è out. Out. E punteggio. Ancora Belvedere. 20-17. Ora deve rimanere così, 18-17. Vediamo se lo manda avanti. No, rimane 18-17. Ora è giusto. Cambio del Jolly, rientra Barreca ed esce Varamo, che poi Barreca lascia il posto a Puntorieri. Bengardino Alberto al servizio. Giusto il punteggio. Ok. Non si trova Buiatti con Peppe Orlando. 19-17. Com'è 19-17 ora? Sì, hanno detto che è giusto. Sì. E non mi tornava più. Un po' di confusione sia al palazzetto sia in campo con i giocatori. Cimino a schiacciare per la Jolly, ci arriva Esposito su questo pallone. Iori a schiacciare, pallone out. 19-18, si riporta almeno uno in 5 frondi. Richiamato Iorio. Richiamato Iorio. Giallo per Belvedere. Iorio che ha tirato un calcio sul palo della rete dopo l'attacco out. Claudio Cimino al servizio. Cimino ha notato il cartellino giallo nel referto, gioco che può riprendere. Out. 20-18, cambio per la Jolly, rientra Buiatti, era entrato Laurendi, il secondo alzatore per alzare il muro.
Bengardino Carmine. Su Remo. Cimino a schiacciare. Costruzione Belvedere Iorio, a fondo campo Remo. Corsetti Murato, un altro Belvedere in campo. 21-18. Si sveglia il Belvedere mentre si addormenta la Jolly, non trova una costruzione valida. Altro time out chiesto da mister Tomasello. Un altro Belvedere in campo, decisamente. Ci sono tantissimi recuperi nel Belvedere sulle schiacciate della Jolly. Cosa che nel primo set non si è per niente vista, ma si è vista all'andata. Fischia l'arbitro, squadre che possono tornare in campo. Sul 21-18. Servizio Belvedere. È in campo, lascia sfilare. Pallone in. Lascia sfilare Remo. Lasciano sfilare tutti questo pallone. Cambio per la Jolly. Esce Corsetti ed entra Sicuro. Fa rifiatare un po' Corsetti mister Tomasello. Ed entra Andrea Sicuro, l'altro schiacciatore. Servizio Belvedere. Tocca il nastro questo servizio. Pugliatti verso Sicuro. C'è la copertura di Esposito. Pallone rimandato di là. Ci arrivano i giocatori della Jolly. Sicuro a rimandarlo nel campo del Belvedere. L'attacco centrale che finisce in primo tempo vincente del Belvedere, che si porta 23-18. Jolly che si complica la vita sempre di più. E Belvedere che ha ritrovato la sua identità. Carmine Bengardino al servizio, si ferma sul nastro. E prima Bengardino ha tentato un pallone corto, il pallone era finito sul nastro e poi passato nel campo della Jolly. Questa volta pallone che si ferma sulla rete. 23-19, Sicuro al servizio per la Jolly. Pallone sul libero, poi Cesario a rimandare di là. Sicuro, poi in bagger Iorio per Belvedere. Invasione del muro della Jolly. 24esimo punto per Belvedere, che si porta al set point e può pareggiare. 24-19 il punteggio. Cesario al servizio, quindi +1 per Belvedere. Out il servizio di Cesario. Primo set point annullato, 24-20. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Non al meglio la ricezione di Bengardino. Iorio poi devia il pallone nel muro. Pugliatti a mettere un pallone di là. La schiacciata di Iorio, muro della Jolly. E primo tempo vincente di Fasano, che chiude il secondo set 25-20.
risuscitato il bel volley Belvedere dopo il tilt della Jolly. 1-1 di set al Palasport Comunale di Belvedere. Tutto da rifare per la Jolly, come si direbbe nel calcio. 1-1 e palla al centro. Si riparte dunque quindi vai, li ho messi tutti. Uno pari di set. Pronti per il terzo set. Rientra in campo Sicuro Corsetti al posto di Sicuro. Corsetti che era stato sostituito nel finale dello scorso set. Quindi squadre invariate rispetto all'inizio dello scorso set. Con Cesario al servizio. Sì, Belvedere che parte sempre in più uno. Puntorieri a ricevere. Cimino. Iorio a saltare e a tenere compatto il muro. Hanno preso le misure. Sì, 1-0. Stavolta parte in vantaggio il Belvedere. Ancora Cesario. Riceve Puntorieri all'ultimo secondo, in difficoltà la Jolly qui. Vedremo come può. È out, out. Non c'è il tocco del muro. Esposito tira forte e pallone che finisce out. Pareggia quindi la Jolly. Perfetta parità, uno pari di punteggio, uno pari di set. Anselmo Barreca, costruzione di Cesario verso Esposito che stavolta prende il campo, tira forte, secondo punto per il Belvedere. 2-1. Iorio al servizio. Sul remo, primo tempo di Peppe Orlando. Sì, non ci è riuscito il Belvedere a contrastare questo attacco molto rapido di Peppe Orlando. Due pari.
Claudio Cimino al servizio. Su Cairo. Dalla parte opposta. Parlando Corsetti di petto, Iorio. Oh. C'è stato un malinteso tra i giocatori del Belvedere, non è andato nessuno sul secondo tocco. Esposito è stato a rincorrere il pallone ma non ci è arrivato. 2-3. La funzione. Cimino al servizio. Bengardino. Si aprono le mani del muro ed Esposito mette a terra. Nel primo set la ricezione del Belvedere era completamente assente. Adesso che è tornata a funzionare sta creando molti problemi al 5 fronti. 3 pari. Fasano al servizio ed è out. Si abbassa Puntorieri per lasciar sfilare il pallone. 3-4. Corsetti al servizio. Costruzione del Belvedere. Autocopertura della Giorni Orlando. sull'attacco di Bengardino che ci riprova. Pugliatti dall'altra parte. È out, Remo. non c'è tocco del muro. Remo era in anticipo. Sì. E quindi smanaccia Remo. Parità di nuovo. Adesso servizio Belvedere. Puntorieri. Pugliatti. Ed è out anche questa. Missile di Peppe Orlando. Finisce out. 5-4. Jolly che adesso deve prendere No, stanno le misure. giocando con lucidità. Sì, infatti deve prendere le misure del campo avversario. La Jolly. 2 attacchi consecutivi Esposito. out. Su Remo. Cimino. Muro. Ah, Non passa più Cimino. non passa più e non c'è la copertura della Jolly. Dopo il muro avversario. Avanti nuovamente di 2 Belvedere. 6-4. Riceveremo Pugliatti proprio verso Remo. Si tuffa e rimanda di là il pallone il Belvedere. Mani out Mani questa out. volta. Ottenuto da Remo. Fabiolino Remo. Molto ricercato Remo dal suo alzatore. 6-5. Servizio Jolly con Peppe Orlando, pallone Tesa. teso, ma riesce comunque a costruire anche in free ball il Belvedere. Oh, Non preciso Out. il pallone per Remo che ottiene però il mani out. Di nuovo parità. non so le proteste a cosa. Sì, Cesario dal secondo arbitro. Poi chiarisce anche con Remo. Sta parlando Ed è in campo. Questa volta sono i giocatori del Belvedere a lasciar sfilare il pallone. Pallone che scende. Ed è ace per Peppe Orlando. 6-7. Fanno sentire i tifosi della Jolly. Ancora il centrale proveniente dal Centraro, Peppe Orlando al servizio. Ed è out. Molto angolata. Era coordinato però pallone troppo angolato, finisce all'esterno del campo. 7 pari.
Alberto Bengardino al servizio. Sì, chiesta formazione. Adesso gioco che può riprendere. Out. Fa bene questo errore al servizio della Jolly, che passa di nuovo il vantaggio a punto alle due squadre. Pugliatti al servizio. E Aspetta che c'è con un piede giocatore del Belvedere, ma il pallone finisce out. 7-9. Buono il servizio di Marco Pugliatti. Riceve il libero del Belvedere, attacco centrale vincente di Carmine Bengardino. 8-9. C'è stata la buona ricezione del libero Cairo, ha permesso un primo tempo molto veloce al Belvedere. Bengardino Carmine sul Remo che riceve male, Difficoltà Remo. Addosso all'arbitro. Difficoltà su questa ricezione, il pallone era teso, lui si stava spostando in quel momento e quindi non ha si è trovato nella traiettoria della palla, c'era Puntorieri. Ancora Bengardino al servizio Su Corsetti, in bagger Pugliatti, costretto al palleggio Cimino, quindi free ball. Iorio a schiacciare ma il pallone out. Spreca tutto Iorio su questa free ball costruita bene dal lanzatore Cesario. Saluta il signor Orlando. 9-10 il punteggio, servizio di Remo che si ferma sulla rete, spin troppo leggera di Fabio Remo, 10 pari. Cesario al servizio, se non mi sbaglio, poi Cimino che viene murato di nuovo. Viene murato di nuovo Claudio Cimino. 11-10. Sostituzione per la Jolly. Esce Claudio Cimino. Entra Raul Spanò. Cambio di opposto nella Jolly con Claudio Cimino che negli ultimi attacchi non è riuscito ad andare a punto. Cesario al servizio. Molto lunga. Riaggancio della Jolly, 11 pari. Adesso al servizio con Barreca. I fischi del palazzetto. Barreca pronto sul libero. Iorio sfrutta la testa del muro. Bravo Iorio qui. Mani aperte. Palla che carambola penso sulla spalla di Peppe Orlando. Buona anche l'alzata. Non su un'ottima ricezione. Buona l'alzata. 12-11. Iorio. Corsetti. In bagger Pugliatti per Corsetti. C'è l'invasione del muro che tocca la rete. Respira la Jolly. Corsetti aveva tentato una palla precisa, palla piazzata. 12 pari al servizio, il nuovo entrato Raul Spanò. Primo servizio per Raul. Jump float per teso lui. su Iorio. Attacca Bengardino che passa in lungolinea anche se c'era Raul, ma niente può fare, gli è arrivato addosso.
Esatto. Raul non poteva fare nulla su questo attacco. Molto forte. 13-12, passa di nuovo in vantaggio Belvedere. Con Fasano al servizio. Su puntorieri, palla molto tesa, Corsetti manda dall'altra parte, alza Bengardino. Trave, silenzio. trave. 14-12. Ancora. Non funziona la ricezione della Jolly, questa volta No. Pugliatti non arrivano palloni precisi, fa molta difficoltà a gestire i palloni. Il setter del 5 Frondi sta andando sui palloni in bagger, sta andando. Fasano al servizio. Hanno perso il punto di riferimento Ecco ancora Pugliatti in bagger. ed è out, non c'è tocco. Non c'è tocco. 15-12. Fasano ancora per Belvedere. Sempre pallone teso per Puntorieri. Tuffo di Iorio. Bravo Iorio qui. Ancora primo Di tempo nuovo della si Jolly. oppone di nuovo Iorio, palla spinta di Esposito, Stavolta tenta Rema. di prima intenzione, Pallone e manda rimanda dall'altra Rema. parte. Incredibile! Incredibile! Doppia! 16-12. Sì, disturbato al momento dell'alzata da Peppe Orlando, Fabiolino Remo. Giallo anche per la Jolly. Dopo il No, giallo vediamo nel sto posto giallo a cosa. Time out chiesto da mister Tomasello e si fanno sentire i tifosi del Belvedere. Avanti di 4, bel volley Belvedere. Le due squadre che stavano giocando punto a punto. Adesso il distacco del Belvedere. Di nuovo in campo le squadre. Servizio Belvedere. Ancora con Fasano. Chiama formazione Remo. E approfittano i giocatori della Jolly per riunirsi al cerchio. Fasano al servizio. Su Puntorieri. Continuano gli errori in ricezione della Jolly. In difficoltà la squadra di Tomasello. 17-12. Sempre Fasano per Belvedere. Pallone sempre teso, stavolta su Remo. Pugliatti al centro per Si Peppe tuffa Orlando. di nuovo Sempre Iorio. Muro della di questa Jolly. volta di Corsetti e Peppe Orlando Finalmente che dicono stop a questa serie della Belvedere. E anche un buon muro della Jolly. Muro compatto, 17-13. Corsetti al servizio. Da fermo su Cairo. Ancora muro della Jolly. Ha Ci provato prova. a farsi su Santa Croce dopo il tocco del muro. Ma è punto del Belvedere. 18-13. Belvedere adesso al servizio con Esposito.
riceveremo Pugliatti al centro per ed è 4, non c'è modo, molto ricercato Peppe Orlando al centro, troppo bassa questa palla. cambio per la Jolly, esce Peppe Orlando, entra Antonio Melara sul 19-13. Riceveremo come sempre, preso di mira Raul, la prima suo attacco, sì. tocco del muro, Ad ottenere il money out Fabio Remo, può far respirare la Jolly. prima distribuzione della Jolly, Gabriele, da Raul, metà set. 19-14, Antonio Melara. Antonio Melara, servizio, piedino, attenzione, Melara un passino, Ok, perfetto, bravo. però non quel passettino indietro non lo manda. 20° punto del Belvedere, 20-14. Iorio al servizio, no, Bengardino, perdono, schiaccia Remo per la Jolly, Doppia, sì, doppia di Cesario, 20-15, più 1 Jolly, Pugliatti quindi al servizio. Si aiuta con il nastro, ottima la costruzione, primo tempo, Morato con il muro 1 di Fabio Remo, tocca anche Cesario dopo il tocco del muro, distinto, non riesce a tenere in gioco il pallone, 20-16. tanto Cambio. c'è un cambio, entra Grosso, Giovanni Grosso, esce Alberto Bengardino. Sì, gli applausi Applausi del pubblico locale ad Alberto. Teso il pallone proprio su Grosso, buona la schiacciata di Iorio, 21-16. Carmine Bengardino al servizio, Carmine, Bengardino al servizio. no, altro errore di gestione della Jolly, puntorieri non ci arriva, 22-16, cambia nella Jolly, esce Fabio Remo, entra Andrea Sicuro. Simone Puntorieri purtroppo in questa settimana non si è allenato ed oggi è in campo con 37,5 di febbre, quindi Jolly con 2 influenzati, l'altro è Giacomino Varamo. Alza stavolta, 22-17. Sicuro al servizio, pallone teso e giocato dal Belvedere, tocco di basta dice l'arbitro. Come? 23-17, non l'ho capito questo. Riceve Sicuro, Pugliatti all'indietro per Spanovi che nel murato, Sicuro a tenere viva la Jolly e poi la schiacciata di Corsetti, puntorieri, Pugliatti verso Corsetti che ha la mano calda, che schiaccia forte, Iorio a schiacciare e si lancia Sicuro ma non riesce a prendere il pallone dopo il pallone deviato.
24-17 al set point il Belvedere. Time out chiesto da mister Tomasello. Ne avrà da dire tantissime Tomasello a fine set alla sua squadra, che non è più in campo dopo il primo set dominato. Dall'altra parte un Belvedere che si è completamente risvegliato dopo il primo set perso. A 17, set point Belvedere. Riceve la Jolly, Pugliatti verso Corsetti, sicuro. E poi free ball della Jolly. Attacca Iorio, il pallonetto, copre Pugliatti. In bugger rovesciato Puntorieri, schiaccia bene Corsetti. Costruzione da posto. 4 l'attacco vincente del Belvedere con Esposito. 25-17 questo secondo set. Jolly completamente assente, che continua a complicare la gara. La formazione di Tomasello. 2-1 quindi per i padroni di casa. Voltare completamente pagina, e invece Belvedere che deve confermarsi con questa prestazione. Vedremo cosa dirà Tomasello ai suoi per farli svegliare. Dati molti errori soprattutto nella ricezione. Ci risentiamo tra pochissimo, tempo di riposarci un po'. Tutto pronto per il quarto set a Palasport Comunale di Belvedere. 2-1 per i padroni di casa. Torna in campo Cimino per la Jolly, sicuro al posto di Corsetti, quindi Cimino Puntorieri sicuro che partirà al servizio. Poi Orlando, Pugliatti e Remo, c'è l'altro centrale che è in panchina, Barreca, e l'altro libero di difesa Santa Croce. Continua a giocare con il solito 6 Belvedere, Cesario, Iorio, Esposito, Bengardino, Alberto e Bengardino Carmine, Fasano e il libero Cairo. Servizio out di sicuro, quindi inizia bene Belvedere. 1-0.
Pallone troppo teso di Andrea Sicuro. Servizio per il Belvedere. Pronto Bengardino Carmine. Riceve Remo, Bugliatti proprio verso Remo, l'autocopertura di Cesareo, la schiacciata di Esposito, Bugliatti all'indietro, Cimino, altra copertura, autocopertura, puntorieri in Bagher, stavolta Remo, c'è Iorio in Bagher, Iorio per la schiacciata, viene murato e pareggia la Jolly, 1 pari. Belle le autocoperture di Cesareo dopo i muri del Belvedere. Peppe Orlando al servizio su Cairo. In Bagher Cesareo, Iorio costretto a rimandare il pallone di là. Buona la schiacciata di Sicuro, tocca il giocatore del Belvedere. 1-2. Ancora Peppe Orlando al servizio. Tocca il nastro. Attacco verso Iorio, il pallone che sulla è testa, finito cade sulla testa di Pugliatti, ma forse sull'asta. 1-3. Avanti era di già Jolly. out. Ancora Peppe Orlando. Molto tesa su Bengardino. Iorio, c'è Peppe Orlando in difesa, Remo troppo avanzato, Iorio, tocco del muro, si distende, Cimino. oh, è out. E poi il bagger rovesciato di Peppe Orlando che va a finire fuori. 2-3, si riporta almeno 1. Belvedere adesso in +1 Con Cesario al servizio ora. Puntorieri Remo, Murato, copertura, di nuovo per Remo la palla, muro di nuovo, altra copertura, c'è un 2 su questo pallone. tocco del muro, tocca il muro del Belvedere, quarto punto della Jolly. Buone le coperture della Jolly, quelle che sono mancate nello scorso set. +4, +1 anche per la Jolly. Riceve il libero Cairo, attacco di Esposito Murato, pallone che torna nel campo della Jolly. Bugliatti all'indietro per Cimino. tocco del muro, ma in fondo c'è Cairo, Iorio dalla parte opposta, 4 invece no, tocca il muro della Jolly ed è in campo, molto angolato questa schiacciata di Esposito. Esposito fa male alla Jolly, si Che coordina riesce bene, a schiacciare quasi sui 3 metri. sì, si coordina bene, basta che ha un pallone buono e lui schiaccia benissimo. 3-4. Iorio su Remo, e Remo si propone ed è in campo questo muro strano, carambola sulla testa forse. 4 pari, di nuovo Non c'era parità. nessuno a fondo campo. Iorio riceve sicuro, Bugliatti ad alzare verso Cimino, c'è la copertura di Bengardino, No, 2 sul pallone. c'è un'invasione del numero 7 Fasano che Sì. finisce nel campo della Jolly. 4-5, gli va bene alla Jolly. Batte subito È lunga, frettoloso qua Remo,
Tentava di bluffare l'avversario. 5 pari. Fasano al servizio, molto tesa su Puntorieri. Bravo Sicuro in questo attacco. Da fondo campo il Belvedere, free ball, ci arriva Puntorieri. Pugliatti Cimino tenta il pallonetto di piede, Esposito. Bengardino, palla lunga. Sicuro. Bravo. Parallela di Sicuro. Si coordina bene Sicuro. Era sicuro delle sue cose. Esatto. 5-6. Si fanno sentire adesso i tifosi della Jolly. I fischi invece dei tifosi del Belvedere. Anselmo Barreca. Ed è lunghissima, non ne ha fatta una. Arrabbiatissimo Tomasello con il suo centrale. La Jolly pecca con i servizi dei centrali di tutte e tre. 6 pari. Remo male. Oh, Un po' in difficoltà qua la Jolly. primo tempo no. Bengardino tenta il pallonetto. Bravo Pugliatti qua. Sicuro. Oh, Esposito frettoloso qua nella conclusione. Non era pronto da seconda linea Esposito. Non riesce a fare il salto. E l'ha voluta forzare Esposito. Doveva tirare un pallonetto più che una palla forzata. Passa in vantaggio la Jolly. Cimino al servizio. Su Bengardino la palla. Muro, ma c'è il solito Iorio. Bengardino ci riprova, rimanda la palla all'altra parte. Remo. Primo tempo di. Ancora. Oh! E Peppe Orlando a schiacciare, c'è il muro. Sicuro per la Jolly. Iorio. Attacco Tocco del muro di Bengardino. Non chiude per 2 volte consecutivo la Jolly su free ball, su palle regalate. Alberto Bengardino, autore dell'ultimo punto Bengardino. Remo in difficoltà su questa ricezione e quindi la Jolly costretta a mandare una free ball per il Belvedere, che mette a segno con l'attacco centrale dell'altro Bengardino. Carmine passa in vantaggio quindi il Belvedere 8-7. Ancora servizio Belvedere che si ferma sulla rete. Alberto Bengardino. Di nuovo parità. Sicuro al servizio. su Cairo. Iorio rimandare dall'altra parte. Schiaccia Remo per la Ed è in Jolly. campo. E in 8-9. Buona l'esecuzione di Remo. Bravo Pugliatti che gli ha dato pallone d'oro a Remo. Andrea Sicuro su Cairo. Iorio per il Belvedere. C'è Cimino dopo il tocco del muro. Peppe Orlando, pallone recuperato, però era troppo sulla rete. Iorio non riesce a toccare quanto basta il pallone per rimandarlo nel campo della Jolly e tenere viva l'azione. 8-10, si deve asciugare il campo del Belvedere.
sentite il calore del palazzetto, sia dei tifosi della Jolly sia dei tifosi del Belvedere. Appena finito Cesario di pulire il campo del Belvedere, gioco che può riprendere. Sicuro al servizio, riceve bene il Belvedere, l'attacco centrale come sempre vincente, sempre del solito Carmine Bengardino. Muro della Jolly che non è riuscito a contrastare il suo attacco. 9-10. Servizio Belvedere in lasciano sfilare i giocatori della Jolly. Altro errore di valutazione, 10 pari, pallone molto angolato. Cambio per la Jolly e Ceremo, entra Giacomo Varamo. Carmine Bengardino al servizio. Out questa volta. E passa di nuovo in vantaggio la Jolly su questo errore al servizio. Dieci 11. Ferlando non è meglio la ricezione. Buono l'attacco. C'è la copertura della Jolly. Giacomo Varamo. Un po' in difficoltà qua il Belvedere, ma attacca lo stesso con Iorio. Pallone che si ferma sulla rete. 12° punto della Jolly, break per la squadra di Tomasello. Iorio che su questa palla che arrivava dalla diagonale opposta, che forza comunque il colpo, Gabriele. Non ha paura Iorio. Sta parlando. Teso su Iorio. E Iorio si prepara. C'è a fondo campo, sicuro che fa guardia. Giacomo Varamo non forza più di tanto, primo tempo, Murato da Giacomo Varamo. Bravo Giacomo, bravissimo qui. 10-13, ma soprattutto bravo Giacomino, sicuro anche sicuro in difesa nella copertura a fondo campo. Pepperland al servizio, pallone out. Troppi errori al servizio della Jolly. 11-13. C'è Tomasello che non sa più cosa fare con i centrali al servizio. Cesario al servizio per il Belvedere. Non bene la ricezione di palla Varamo. semplice, 12. palla facile. Si riporta a -1 il Belvedere. Cesario sempre su Varamo, attacca la Jolly con Cimino, pallone out secondo l'arbitro, proteste della Jolly e di nuovo parità. Cesario ancora al servizio, sicuro a ricevere, Pugliatti a rimandare il pallone di là, c'è la buona copertura di Esposito, attacco centrale di Barreca, in bagger c'è sempre sicuro laggiù. Sì, Varamo, c'è invasione, c'è anche l'invasione del muro, ma era buona la schiacciata. Palla in campo e invasione del Belvedere, bene sicuro su a fondo campo che le sta prendendo tutte. 13-14, passa di nuovo in vantaggio la Pugliatti. Jolly. Iorio, attenzione primo tempo, ma c'è Pugliatti, Cimino, tocco del muro, è in campo.
Il tocco del muro che ha deviato il pallone. Cairo ovviamente era più spostato sulla destra, posto 1, e non poteva arrivare su questo pallone. Di nuovo in vantaggio di 2 punti il 5 Frondi. Pugliatti ed è out. 14-15. Continuano gli errori al servizio della Jolly. Iorio al servizio. Cioè, bene Varamo, Pugliatti sceglie il capitano e il muro vincente del Belvedere. 15 pari. Con copertura di Anselmo Barreca. Sì, però pallone che poi che schizza palla via. che non riesce a tirarla in verticale, ma la manda a fondo campo. Iorio di nuovo. Tesa. Pugliatti ad una mano, poi Barreca che non riesce a tenere in gioco il pallone. Passa in vantaggio Belvedere. 16-15. Cambio per la Jolly. Esce Barreca ed entra Antonio Melara. Ricordiamo, classe 2003, Antonio Melara. Iorio al servizio, riceve Varamo, tacca Cimino, out, il suo attacco, non c'è tocco, e stavolta il break è del bel volley Belvedere. 17-15. Servizio ancora di Iorio su Varamo, Pugliatti ad una mano a rimandare il pallone di là, ha mandato in difficoltà il Belvedere, pallone recuperato incredibilmente, l'attacco di Varamo, Bani out. 17-15. Ma che recupero del Belvedere, proteste di Tomasello. Probabilmente era out la palla recuperata. Chi era? Iorio di piede? Sì, Scatenato con i piedi Lorenzo. Iorio. Varamo al servizio su Iorio, attacco con in campo. Esposito. Muro della Jolly. Iorio era stato attenzionato dalla SIR, Gabriele. Sì. Ha fatto i provini alla SIR come libero. 17 pari. È out, non c'è verso. Passa di nuovo in vantaggio Belvedere. Bisogna metterla in campo. Troppi errori al servizio. Troppi. Servizio Belvedere. Sempre su Varamo preso di mira. Pugliatti all'indietro per Cimino. Non forza più di tanto questo pallone. Schiaccia Esposito. Monster block. Muro di Antonio Melara che urla. Melara è sicuro. Coppia di muro per la Jolly. Riaggancio del 5 Frondi. Proprio Antonio Melara al servizio. Piedino Melara attento. Mandala in campo. Così almeno è in campo. E Ora cioè mani out out di Bengardino Alberto. Giustamente trova un muro ben composto e fa bene a schiacciare e trovare Esposito al servizio. mani out. Riceve sicuro per la Jolly. Pugliatti Cimino c'ha una palla buona e la sfrutta bene. Ti rimane lì il pallone a Esposito. Esposito, c'era Cairo in direzione. - 19 pari. Claudio Cimino al servizio.
Riceve Iorio per Belvedere, la schiacciata vince. Tocco del muro e Bengardino Alberto mette a terra il 20° punto. Siamo lì, siamo nella zona calda, 20-19. Ora bisogna stare attaccati ed è Alberto Bengardino al servizio. Su Giacomo Paramo che riceve bene, primo tempo di Peppe Orlando. Bravo Paramo qua. Sicuro, tenta anche lui una palla piazzata, si lanciano Esposito e il sempre presente Iorio. Onnipresente Iorio in campo. Si deve asciugare il campo. Cambio per la Jolly, esce Pugliatti, entra Laurendi. Si alza quindi il muro della Jolly. Sicuro? Al servizio. Bengardino dalla parte opposta, Iorio si carica ma è out. No! Toccato! No! Toccato sicuro! Sicuro! All'ultimo Era out, secondo. mi è sembrato un tocco del muro, almeno. C'è tocco del muro? Si chiude il cambio. Chiediamo della alla Jolly. regia Si chiude se il si cambio. riesce a vedere. Rientra Pugliatti ed esce Laurendi. Mentre per Belvedere al servizio Carmine Bengardino. Belvedere avanti di 1. Riceve Paramo. Pugliatti, Paramo a schiacciare. Bravo Paramo! Passa in mezzo al muro e trova una zona del campo senza giocatori del Belvedere che sembrano non in 6 ma in 12 in campo. 21 pari. Richiamato Melara da Tomasello. Qualche informazione di servizio. Peppe Orlando al servizio con Iorio, Bengardino e Cairo in ricezione. Riceve Iorio che viene servito, ma c'è dalla parte opposta Peppe Orlando. Pugliatti per Cimino, Murato, Master Block. Mamma Questo è un mia, Master che Block muro che questo. viene. Mamma mia che muro. Sono quei muri che ci danno morale. Di Fasano. Era lì dalla seconda linea Claudio Cimino. Cesario. Stavolta Questa Cimino volta ci senza muro. prova Senza con la muro. diagonale e va in punto. 22 pari. Pugliatti al servizio. In 4 in ricezione, 3 in ricezione Cairo ed è out questo muro di Fasano su palla regalata a Cimino Mamma mia. che con forza Per un attimo poteva time out Belvedere. Per un attimo ho pensato facesse punto il muro del Belvedere. Meno male, pallone out e Jolly in vantaggio. 22-23. Sentite il palazzetto di Belvedere. No. Time out chiesto da coach Brancato sul 22-23. Dall'altra parte mister Tomasello. Squadre che rientrano in campo. Jolly in +1. Sentite ancora il palazzetto. Pugliatti sulla rete. 23 pari. A punto le due squadre.
Time out. Altro time out. Stavolta mister Tomasello a chiamare i suoi a raccolta. Un coro che vale per tutte e due le squadre. Forza ragazzi a gridare tutte e due le tifoserie. Squadre di nuovo in campo, 23 pari. Iorio al servizio. Cambio per la Jolly. Esce Cimino ed entra Corsetti. Corsetti. Schiacciatore per opposto. Alessio Corsetti. Quindi Corsetti a fare l'opposto. Forza che papà è in campo, salta sul divano. Non so il nome del bimbo di Alessio Corsetti. Può battere il Belvedere al servizio con Iorio. Riceve Puttorieri, Pugliatti. La smista dietro, forte! Giacomino, Varamo. Guarda quanta grinta che ci sta mettendo Varamo nelle sue schiacciate. 23-24. Ricezione buona, buona la costruzione. E conclusione della Jolly. Time out ora chiesto dal Belvedere. 3 time out consecutivi. Punto dopo punto. Prima del Belvedere, poi della Jolly. Adesso ancora time out Belvedere. Mister Brancato per il Belvedere, mister Tomasello per la Jolly. Varamo pronto al servizio per la Jolly. Pallone pesante nelle sue mani. Riceve bene Belvedere, ad una mano l'alzatore, forse un pallone accompagnato, lascia giocare l'arbitro, Corsetti a schiacciare. Schiaccia Esposito e schiaccia bene. Per il 24 pari, si arriverà a 26. C'è il cambio, esce Grosso, rientra Bengardino, Carmine il centrale, muro alto per il Belvedere, con Esposito al servizio, no, con Fasano al servizio. Abbiamo la signora in mezzo. Oh, non è meglio, Varamo qui costruisce la Jolly con sicuro. È out. C'è un'invasione? Invasione del muro. Invasione del muro, secondo l'arbitro. 25-24. Al match point il Belvedere per andare a gara 3. Rimanda il... che si giocherà sabato al Palabonini. Sul replay noi non riusciamo a vedere sul monitor perché l'immagine è molto piccola. Non so se voi sulle televisioni avete visto un'invasione della Jolly, noi non l'abbiamo vista. Forse un'invasione di piede, ma tutto il piede doveva passare. Fine anche di questo time out, tutti e 4 i time out chiamati in questi ultimi punti. Servizio Belvedere. È out. Out. Regalo del Belvedere. 25 pari. Pallone pesante nelle mani di Melara.
Mamma mia, ma dove tiri? Campanile di Melara, 26-25. Altro match point per Belvedere. Riceve Paramo, Pugliatti a sistemare il pallone per Pepperlando ed è gara 3, si andrà a gara 3 sabato. Vince Belvedere per 3-1, 27-25 questo quarto set. Seconda sconfitta stagionale della Jolly dopo quella contro Polisportiva Montalto. Belvedere che riapre tutto quanto e si giocherà il tutto e per tutto sabato al Palabonini di Cinquefrondi. Finisce qui la partita al palazzetto di Belvedere. Ricordiamo i parziali dell'incontro. Primo set 16-25, primo set, 25-20 il secondo, 25-17 il terzo e 27-25 il quarto set. Rinviato a sabato in quel del Palabonini, tutti presenti. E come l'anno scorso, Renato, che la Jolly si è giocato i playoff promozione Serie A2, 3-0 all'andata per la Jolly, 3-0 il ritorno per l'Aversa e poi gara 3 vinta dall'Aversa per 3-2 al Palabonini. Ora la Jolly sabato si giocherà il tutto per tutto per la promozione in Serie B. Noi ci salutiamo qua, l'appuntamento con l'Edicola di Pinocchio passa sabato prossimo. Vi ringraziamo ancora, arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.